Dondolindo Ruotolo ci insegna. Ecco un'arma potentissima contro Satana. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Dondolindo Ruotolo, che è stato uno straordinario sacerdote già in onore di santità nel corso della sua vita, originario di Napoli, sepolto nella chiesa di San Giuseppe dei Vecchi. Vi invito a visionare il video in cui parlo delle straordinarie meraviglie che accadono sulla tomba di Dondolindo Ruotolo. Andate a visitarla e bussate, come gli ha detto, per 3 volte sulla sua tomba e o otterrete la grazia che volete, oppure Dondolindo vi apparirà in sogno e vi dirà perché Dio non ve la può concedere. È quello che è stato detto da Dondolindo appunto prima di morire, di recarsi sulla sua tomba e di bussare 3 volte. Ebbene, Dondolindo ha commentato le Sacre Scritture, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, e ha lasciato tutta una serie di scritti e di testimonianze dei suoi colloqui, dei suoi dialoghi con Gesù, il famoso atto di abbandono, e ci ha dato anche delle istruzioni, degli insegnamenti sulle armi per sconfiggere il maligno. Ecco cosa ha detto Dondolindo. Un segno di croce per noi, ingratissimi sempre ai benefici di Dio e alle ricchezze della Chiesa, è tutto al più un segno di riconoscimento cristiano che noi malamente abbozziamo per mancanza di apprezzamento. Per Satana, invece, è un gesto di tremenda potenza che lo fulmina. Quella mano sacerdotale che verticalmente si innalza e s'abbassa e poi si volge a sinistra e a destra è una potenza che tira dal cielo tesori di misericordia e di trionfi e li sparge ai 4 venti, su tutte le creature e su tutte le genti. È come uno strappo di invisibile corda che apre le chiuse dei torrenti della misericordia e della giustizia divina, ed è come un ventilabro che li spruzza a destra e a sinistra. È il gesto della regalità divina del Redentore che Satana tanto apprezza e tanto teme, poiché è come il levarsi dello scettro sulle forze dello spirito e della materia che ammutiscono e sono obbedienti alla potenza del Re Amore. Quando Satana sente nominare Gesù, sente questa voce non come una semplice parola, ma come lo scroscio terrificante di grandi acque, il rimbombare di potenti scoppi, il solenne cantare di 1000 citaristi sulle loro cetre, ed è travolta come da un turbine la sua potenza angelica, che pur si gingilla con le tempestose più formidabili e gli uragani più spaventosi. Noi, piccoli, ignari e grandissimi ingrati, crediamo di ascoltare una voce qualunque, un nome come un altro, al quale tutt'al più diamo un leggero profumo di devozione, ma Satana sente in quel nome l'alleluia trionfale che ascoltò San Giovanni contemplando la glorificazione del Verbo umanato nell'Apocalisse, e si sente travolto ancora una volta dalla vittoria del Calvario. Quindi ripetere in continuazione il nome di Gesù nelle tribolazioni e nelle avversità, farsi spesso il segno della croce e stare attenti quando un sacerdote fa egli stesso il segno della croce sull'assemblea, perché quello è un momento in cui si ricevono veramente molte grazie e molte benedizioni. Vi ringrazio tantissimi carissimi. A presto.